Ricorre oggi il 69esimo anniversario della liberazione. Il corteo e la cerimonia al monumento dei caduti alla Villa Bonfiglio. Gli interventi al videogiornale Gloria Scafè. Oggi, 25 aprile, viene celebrato il 69esimo anniversario della liberazione d'Italia. Alla Villa Bonfiglio, nel Viale della Vittoria, si è tenuta la manifestazione in presenza delle più alte cariche istituzionali civili, militari e religiose della provincia e le rappresentanze delle forze dell'ordine. Sotto un caldo sole il prefetto Nicola Diomede ha passato in rassegna il picchetto interforza accompagnato dal colonnello Riccardo Sciuto. Poi il solenne momento dell'alzabandiera sulle note dell'inno di Mameli, intonato dal coro orchestra degli studenti dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Aragona. L'inno è stato cantato anche dai presenti emotivamente coinvolti. Successivamente è stato annunciato il messaggio del ministro della Difesa Roberta Pinotti, rivolto alle forze armate e civili, che ribadisce: la festa della liberazione è la festa della libertà e della democrazia. Continua la manifestazione con la deposizione della corona al monumento dei caduti e sul silenzio d'ordinanza intonato dal trombettiere vi è un sentito raccoglimento di tutti i presenti. Al termine del solenne momento, le studentesse dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento hanno letto delle poesie che raccontano il valore del 25 aprile. Ma il valore del 25 aprile come festa della liberazione credo che sia un valore che è assolutamente costante nel tempo, proprio per i suoi significati storici, sociali e umani. In questo senso ritengo che sia assolutamente giusto commemorarla ogni giorno, valorizzarla in ogni circostanza, e quella di oggi è una ulteriore circostanza con la sua cadenza annuale. Sindaco, la ricorrenza di oggi ha una grande partecipazione da parte degli agrigentini, ma secondo lei nei giovani quanta consapevolezza c'è dell'importanza di questa giornata? Il fatto di ricordarla, questa giornata, serve proprio a dare il segnale, soprattutto per non dimenticare, soprattutto per dare la conoscenza alle nuove generazioni di quello che ha significato, di ciò che è stato il 25 aprile, di ciò che rappresenta oggi la libertà, che non è un valore così, diciamo, scontato, ma è stato frutto di una conquista e in quanto tale va conservata, preservata, custodita ogni giorno. Quale contributo diedero i carabinieri alla liberazione dell'Italia? La domanda è puntuale e precisa. I carabinieri diedero un contributo importante, fondamentale, ricordato dalla storia, attraverso non soltanto il servizio, diciamo quello ordinario, ma anche attraverso la partecipazione al fronte di liberazione e alla guerra di liberazione con, come dire, un nutrito e un cospicuo numero di militari. Il contributo è stato anche un contributo di sangue. Ricordiamo le Fosse Ardeatine, ma ricordiamo anche tanti altri episodi legati alla Resistenza, per cui i carabinieri, diciamo, in prima linea, e i carabinieri sul fronte della liberazione hanno dato un contributo assolutamente fondamentale.